Presidente, grande successo, possiamo dire, insomma, Rivignano ha risposto come sempre alla grande, una manifestazione che negli anni si, come si dice, compatta sempre di più. Sì, siamo partiti 4 anni fa con questa idea di portare il ristorante in piazza, di fare, diciamo, una festa un po' diversa dalle solite. E stiamo trovando un bel riscontro, ecco. Non è la solita sagra. No, non è la solita sagra, diciamo, no? Grazie ai ristoratori che hanno aderito a questa iniziativa, che meritano veramente un plauso, perché non è facile mettersi in discussione, che qui si stanno mettendo in discussione, perché portare la cucina del proprio ristorante rinomata come loro l'hanno, portarla in un chiosco in piazza ha i suoi problemi non indifferenti, logistici e tant'altro, no? Loro hanno accettato questa sfida e vedo che sono contenti loro, noi ancora di più. La gente sta rispondendo alla grande, veramente, perché ogni anno aumentiamo i tavoli, aumentiamo i tavolini e ci viene gente da fuori. Credo che sia una formula abbastanza azzeccata, ecco, questo me lo sento di dire. Ecco, soprattutto si continua fino al 15 di agosto. Sì, allora noi abbiamo iniziato come ogni anno, iniziamo, diciamo, col 10, che è la festa di San Lorenzo, che è il patrono, diciamo, proprio del paese, del comune di Rivignano, no? E poi facciamo fino al 15, e la 15 è la chiusura, sono 4-5 serate, dipende come il calendario, quest'anno sono 5 serate, e dico la grande. Voglio ringraziare anche, diciamo, i nostri collaboratori della Proloco, perché fare una festa in piazza da zero a portarla a questi livelli c'è un lavoro logistico non indifferente, no? Voglio veramente ringraziarli tutti, veramente, e di nuovo un ringraziamento veramente ai ristoratori, perché grazie a loro possiamo fare questa cosa. Cosa racconta invece lei, cosa aggiunge a quello che ha detto il Presidente? Diciamo che il tempo ci ha aiutato parecchio in questa avventura, gli anni scorsi abbiamo avuto qualche problemino, però c'è molta soddisfazione per il risultato. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo giovani eccezionale che ci dà una mano, che ci aiuta pesantemente per tutti quelli che sono gli aspetti di una manifestazione di questo genere. Cos'altro si può dire? Abbiamo tanta gente comunque che si impegna, che ci aiuta e che non potrebbe essere altrimenti, senza di loro non ci sarebbe una riuscita di questo tipo. Siamo soddisfatti, tanto lavoro, tanto impegno, però anche tanta soddisfazione. Soprattutto a Rivignano 2013 qualcosa da vivere. È importante tenere vicina la gente, queste iniziative secondo me sono indispensabili, soprattutto in un momento difficile come questo. È importante che la gente si trovi, continui a portare avanti tradizioni che si vanno perdendo purtroppo, e c'è gente che nonostante tutte le difficoltà continua comunque su una strada che io ritengo giusta. La birra, la spina o no? No, io non bevo birra, mi dispiace. Ma soprattutto la birra va bene, la spina o no? Sì, penso di sì. Non lo so. No, guarda. No, è entrata. Senti, ti spalla, ma la spalla giusta. Oddio, la spalla giusta dicevi di lei? Certo, è tra le colonne portanti del gruppo. Quindi dopo magari non tutti parlano, si fa intervista a tradimento, era uno scatto. Senti, un gruppo giovani sempre in prima linea? Sempre in prima linea, almeno noi speriamo e ci diamo da fare perché sia così, se questo è quello che traspare siamo contenti, insomma. Cosa aggiungere ancora? Di venire anche nelle prossime serate, ricordo, domani gli stand saranno chiusi ma ci sarà comunque musica e festa in piazza e sempre allerta per le varie occasioni che il paese propone. E soprattutto una festa di Rivignano tutta da vivere. Tutta da vivere come sempre. Bene, la patata è giusta e dunque bisogna venire. È giusta, sono all'opera gli uomini e quindi andrà bene. Bene, buon lavoro. Allora signore, si mangia o sgnotto? Sì, stasera si mangia i cais. I cais fa bene alla furlane? Sì. Senti, qual è il segreto da sua ricetta? Che no, non le dico. Non si può dire. No, che non si può Copyright. dire. Ad ogni modo è la tradizione, la vecchia tradizione della vecchia
la vecchia tradizione. Allora, io di Teor, no? Io sono di Rio Lassa. Il bar è il bar San Marco. Perfetto. Sì, che è di mio nipote. Perfetto, è quello sull'angolo, no? Sì, sì, ecco. Mi Dove raccomando. c'è il semaforo che lampeggia. Sì, sì, mi raccomando. Ecco, noi tocchiamo in Italia perché so che devo già strattaiotà. Che siete la polenta e vezzi si messete bene. Sì, 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 la viot, no? I zale che giusto. Sì, sì. E dopo mi toglie quei cai spasore, no? Sì. Quella è la vecchia, sì, la vecchia maniera di farli, no? Dunque la ricetta di Siore? La ricetta è sono le vecchie ricette di una volta. Proprio Tipicamente dello Stella. no, di famiglia proprio, sì, ma sempre di Durlasse. Di Driulasse che in particolare. Sì, sì, perché bisogna là la mangiaio, no? Se no, se io parte, non sai, a Udine non è la stessa roba. No. Bene, allora andiamo a trovare la signora per mangiare i cagliari. Sì, i cais, a Durlasse là di mio nevo. Da di Sonevo. Io non c'entri noi, sono provvisorie qui. Sì, io c'entri, ma non c'entri. Non c'entra ma c'entra. Sì. Bene, complimenti e grazie ancora e soprattutto buoni. Buon, quello sì. Li assaggiati? Ecco, quello l'ha assaggiati. Certo. Boh, sono contenta. Senti, qual è la tua specialità? Nel ristorante? Al ristorante la griglia, costa alla griglia, pollo alla griglia e tutto il resto e pesce, fritture. Stasera cosa presenti? Stasera seppie in umido, costicine in umido e sarde dorate. Ecco, ma quelle sarde dorate particolari, di Marano? Sì, sono sempre di Marano, anche le seppie sono tutte di Marano comprate. Perché nello Stella non so se ci sono. No, dubito. Potrebbero essere OGM ma non lo Sì, diciamo. potrebbero essere, però non lo diciamo troppo a volte. Senti, dov'è il tuo ristorante? Arriva a Rota di Teor dietro la chiesa. Quando si arriva dietro la chiesa bisogna fermarsi da te. Sì, sul fiume Stella, bisogna proseguire un po', un 150 metri, poi È una bellissima locanda con tanto piazzale. tanto piazzale, un bel... Sono stato a mangiare e dico che si mangia bene. È anche un bel chioschetto. Grazie. Anche Lanci questa sera, Giuseppe Napoli in versione di No, in versione di famiglia stasera. versione di famiglia solo ad assaggiare. In versione di famiglia per fare i complimenti agli organizzatori, soprattutto all'amministrazione comunale, perché ha messo in piedi una iniziativa intelligente che riesce a coniugare due cose insieme, l'idea di stare con le famiglie fuori ma anche quella di fare girare un po' l'economia nel loro piccolo, quindi sono piccoli segnali che vanno incoraggiati, quindi complimenti agli organizzatori. Mi viene da dire un bel patto di stabilità all'IMU. Se fosse solo così potremmo anche superare il problema del patto. Credo che sia soprattutto un ritorno alle tradizioni sane, alle tradizioni più intelligenti del nostro Friuli. La riscoperta proprio. La riscoperta dei valori del Friuli e anche del modo di stare assieme, quindi assolutamente un'iniziativa che va incoraggiata e va nel senso giusto, quindi un apprezzamento per chi l'ha messa in piedi. Bene, Grazie a voi. in bocca al lupo. Grazie. Allora, il sale per cuocere queste belle bistecche. Sali pepe, Sale, pepe, fantasia? sì, fantasia, La fantasia tipica? tipica. Tipica argentina, no? Senta, ma è più alla Maradona o alla Passarella? Alla passarella. Il Morarat cosa ci presenta questa sera? Allora, stasera abbiamo una crespellina con verdurette di stagione e trota affumicata, viene accompagnata con una bis di crostacei e un carpione di trota come secondo, servito tiepido con verdurine sempre marinate in agrodolce. Tutto tipicamente del luogo. Tutto tipicamente del fiume Stella, rappresenta la festa e Rivignano. Senti, perché il Morarat cosa ha di particolare oltre all'accento? Ma diciamo la classicità nei piatti e il tocco friulano anche si può dire. È sempre quell'accento particolare che dice venite a trovarci. Certamente. Allora, particolarità, le seppie. No, il minestrone. Di fagioli. Volevo vedere se era pronto. Beh sì, senz'altro, sul minestrone di fagioli col pesce sicuro. Sì, abbiamo questo minestrone di fagioli col pesce che, come ti dicevo anche prima, probabilmente sembra una cosa strana per l'estate, però è molto buono, anche perché i fagioli vengono cucinati nell'acqua del pesce e poi ogni pesce ha una cottura diversa che poi vengono assemblati tutti assieme e danno un'armonia di sapori che veramente
Che viene da dire mangiamolo, no? Esatto, sì, senz'altro. È facile a dirlo, cioè diciamo è più difficile a spiegarlo che a mangiarlo. È difficile spiegare alla gente l'abbinamento, perché fagioli e pesce non è una cosa così abituale, però una volta che lo mangiano ritornano, quindi è una cosa buona, no? Poi la vostra specialità? È una delle nostre specialità, sì. Per chi non viene qui può venire da voi? Senz'altro, vi aspettiamo sicuramente. Troverà lei a servire i tavoli? Me, mio fratello, mia cognata, sì, senz'altro. Melanzana alla parmigiana e l'altro piatto era insalata di piovra con le patate sedano. È andato tutto benissimo perché abbiamo finito quasi tutto. Vuol dire che la gente ha fame? Sì. Soprattutto si può dire piatti a chilometro zero? Piatti a chilometro zero. E questo è importante. Costano poco e sono buoni. Si mangia bene, si beve bene. Meglio Carabinieri, anche se bevi, sei qua. No, andiamo a casa a piedi. Ma poi il comandante non è un bravo comandante, ragazzo, sa, no? Ecco, bene. Un bravo ragazzo. Poi sappiamo anche il comandante provinciale, anche il comandante di compagnia e anche il nuovo comandante di legione. Sì, assolutamente, Sperin al manco. Dopo vedremo sul campo. Senta una cosa, se non sei qua ti troviamo al tuo bar. Esatto, Osteria da Leo, un po' più avanti qua, vicino. Citofonare e mangiare. Sempre. Bene, complimenti. A qualsiasi ora. Stasera come primo presentiamo i cannelloni fatti con le crespelle, ripieni di pezzata rossa e spinaci. Come secondo invece abbiamo orlè di vitello con salsa tartara e per finire come dolce un tiramisù alle fragole. Insomma, qualcosa di giusto calorico, no? Beh, ma ci vuole insomma, no? C'è la musica. Secondo un dolcetto ci sta sempre bene. Permettici, un po' di musica serve anche a... Assolutamente. Senti, ma perché la tua crepe è particolare? È particolare perché ovviamente è fatta completamente no, da me no, dalla cuoca è fatta. Beh, tu dici che l'hai fatta però tu. È fatta completamente in casa ovviamente, con ingredienti nostrani e quindi è interamente friulana doc proprio. Bene, quello è l'importante. Sentiamo la signora invece cosa ordina la signora. 2 tiramisù alle fragole. Fatte in casa? Ma spero di sì. Guardi, benissimo. Vabbè, allora, benissimo. Allora, ma adesso se lei mi fa domande posso rispondere solo che bene perché ho bevuto, quindi guardi che i politici senza bere rispondono bene. mi fa un paragone, guardi. Sicuramente lei risponde molto meglio. Fammi sentire. Ok. No? Io sto aspettando, devo ancora assaggiare veramente. Sta facendo diciamo un briefing? Assaggiare, però la cosa fa gola effettivamente. Insomma, solo diciamo così, la lista promette bene. Fa molto gola, sinceramente molto buona, anche il pesce non è male, quindi... Senta, ma lei è una golosa? A me piace mangiare. Bene, complimenti. Da friulano mi piace mangiare, mi piace la buona cucina, questo sì. E soprattutto è sempre bello incontrarsi così in paese perché ritrovi persone e tenere insomma la festa paesana, è giusto che continui la tradizione. Stasera è andata più che bene. Beh, faccia parlare un po' loro. No, dica. Parla lui che... Dica. No, guarda, per il momento tutto è andato bene, meglio di così. Abbiamo anche mangiato e bevuto bene, insomma. No, quello è l'importante. Come sì. Contorno ci sta. No, l'ambiente è ottimo, siamo stati anche ieri sera, tutto bene. Qua è un ottimo rapporto anche con loro, insomma, con la gente. E poi, come dicevo prima, è una cosa unica, no? Perché una cosa del genere non abbiamo mai visto. Sono delle grandi feste enormi in giro, però una robetta nel piccolo così è unica, veramente bella. Noi ci troviamo bene, ci trattano anche bene. Quello è l'importante. E noi speriamo solo che non succeda niente, sa? Lei conferma? Aspetta un momentino, avete mangiato bene voi? Io posso confermare. Ecco, io lo confermo che abbiamo mangiato benissimo. Mangiati, divertiti e bevuti. Mangiato, divertiti e bevuto. No, bevuto sulle regole. Ci mancherebbe, lei conferma, no? Siamo, sì, ben fatti i stand qua, è un bel ambiente fatto bene, mi sembra che si può scegliere quello che si vuole da mangiare, meglio di così, penso che... No? Viva la festa di Rivignano! Viva la festa di Rivignano, bravo! Fuoco dentro! Col fuoco dentro, ma noi siamo pronti a spegnerlo casomai. Buonasera. Allora Don, come sta andando? Ma mi pare bene, no? Il tempo tiene. Abbiamo iniziato prima con la parte religiosa per San Lorenzo e adesso ogni sera un'occasione per incontrarsi, no?
e stare un po' insieme. Ci vuole, quindi bene. Poi la tradizione di Rivignano è questa. Sì, la tradizione di Rivignano, e poi in questa festa più che in altre penso sia proprio Rivignano, sia il paese che risponde più che altro, no? La Fiera dei Santi è aperta a tutto il territorio limitrofo e oltre. La festa di San Lorenzo insomma è già più locale e allora è un modo anche per stare insieme, per conoscersi, per approfondire e per divertirsi, perché no? Mi hanno chiesto quando la vedremo sul palco suonare. No, quest'anno lasciamo le nuove leve, ci sono tanti giovani, quindi bisogna lasciare spazio a loro, ecco. Io è meglio che faccia il parroco, non il batterista. Che stella con il sindaco Mario Anzil, possiamo dire grande successo, ha risposto anche Teor. Insomma, signor sindaco, è tempo di siccità, ma quando si semina bene i risultati si raccolgono. Sì, i risultati si seminano, si raccolgono anche se il periodo non è tra i migliori. Effettivamente anche in tempo di siccità si può raccogliere se si semina e se si lavora molto. Questa è una manifestazione che è nata 4 anni fa, appena ci siamo insediati abbiamo voluto proporre questa formula innovativa, cioè chiamare tutti i ristoranti di Rivignano, perché Rivignano è il comune della regione che ha il maggior numero di ristoranti recensiti nelle migliori guide gastronomiche. E soprattutto siete quelli fuori dal patto di stabilità. Questo dal 1° gennaio del prossimo anno grazie alla fusione con Teor, e possiamo dire che quest'anno ci sono anche i ristoranti di Teor e l'unione dalla forza. Difatti quest'anno c'è stato un ulteriore salto di qualità di questa manifestazione grazie proprio all'apporto fondamentale degli amici di Teor. Bene, ringraziando il signor sindaco, con lui ci vediamo anche per l'ultima puntata di Guarda che Stella che continua fino al 15 di agosto qui a Rivignano. Non resta che ringraziarvi per l'ascolto e, come si dice in questi casi, alla prossima!